Siamo in autostrada, a bordo della nostra Kia Stonic dotata di un motore a 3 cilindri, 1000 cm3, ibrida. E dopo un tratto autostradale andiamo a visitare Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, che ha una particolarità. È una città di confine, quindi suddivisa tra Gorizia e Nova Gorica in Slovenia. Siamo quasi in centro a Gorizia, ma contemporaneamente vicino al confine, chiamato Casarossa. La nostra Kia Stonic, devo dire, è davvero eccezionale. Si guida facilmente, molto manovrabile, con il suo cambio manuale a 6 marce molto leggero che ci permette tanta flessibilità. A destra, fra poco vedremo il confine di Casarossa, ma noi ci dirigiamo verso il castello di Gorizia, che riusciamo a intravedere sulle colline. Come dicevamo, il castello di Gorizia risale al secolo XI, ma fu modificato a più riprese, con l'aggiunta di bastioni e torri e adibito a funzioni diverse. Il castello fu bombardato durante la Prima Guerra Mondiale. La paziente opera di ricostruzione, avviata negli anni 30, ha conferito al castello quella affascinante aria medievale che possiamo vedere ancora oggi. Andiamo ora a visitare, sempre a Gorizia, la galleria digitale più grande d'Europa, 1000 m2, di un'installazione LED curva e di ultima generazione. Eccola la nostra Kia, nel suo elegante colore blu-grigio, molto bello. Siamo a Gorizia, nella parte più moderna della città, e questi dettagli della nostra Kia sono davvero entusiasmanti. Molto bella dall'esterno, ma anche l'interno ci lascia più che soddisfatti. I materiali sono di pregio, le rifiniture sono molto curate, gli spazi a bordo sono molto comodi, i vani portaoggetti sono capienti, le portiere hanno dei tasconi molto comodi che possono contenere bottiglie anche più grandi delle consuete mezzo litro. E dopo aver visitato il castello e la futuristica Galleria Bombi, attraversiamo il confine, che di fatto è un borderless, ed andiamo a Nova Gorica in Slovenia, che come possiamo vedere è attaccata alla nostra Gorizia, e qui ci fermeremo per un rifornimento di carburante. Lungo il nostro percorso abbiamo calcolato che il consumo è stato di circa 15 km/l ed il serbatoio è di circa 50 litri.